Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare della D'Agida di Salomone. E cosa sarebbe? Perché alcuni di voi mi hanno chiesto praticamente delle soluzioni un po' veloci per dei casi particolari. E prima di tutto vi voglio raccontare anche cos'è questa D'Agida, cioè in quali casi si usa e chi lo usa. Allora, prima di tutto dovete capire che la D'Agida di Salomone è una operazione di alta magia di coercizione o chiaramente di difesa. Si usa generalmente per casi estremi in cui la persona innocente chiaramente ha bisogno, e vi parlerò di alcuni casi in cui è stata attivata. Ad esempio, anni fa c'era una signora che una ragazza, chiamiamola ragazza signora, è stata un attimino in certo senso non imbrigliata, ma diciamo imbrogliata da un signore che online si era fatto mandare delle foto e quindi praticamente la ricattava, al che i genitori, dopo aver chiaramente avvisato le forze dell'ordine, la polizia postale, hanno bloccato questo tipo. Però questo tipo qui sapete che insomma non è facile da oggi a domani bloccare una persona. Allora questa signora qua conosceva un amico che a loro volta conosceva un altro amico, e alla fine questo amico conosceva un mago rosso, il quale ha operato tramite questa D'Agida di Salomone, e in breve tempo quel ricattatore si è calmato, ha messo un pochettino le velleità a riposo e quindi si è calmato. Quindi perché vi dico questo? Perché alcune volte ci sono dei casi urgenti in cui magari uno litiga col vicino, in cui magari ha dei problemi, sempre chiaramente parlando di persone innocenti che vengono attaccate in un modo, come si suol dire, manesco e ingiusto, e chiaramente vogliono risolvere la situazione in modo veloce, perché voi sapete che le operazioni di alta magia operativa richiedono magari anche 9 lunazioni e poi magari entrano in azione in tempi lunghi. Invece la D'Agida di Salomone è un'operazione di alta magia che è molto più veloce. Chiaramente molto più veloce vuol dire anche con costi maggiori, perché l'operatore di alta magia deve salire a piani più alti per richiamare queste energie, queste forze che possono entrare in azione e fare in fretta a risolvere la situazione. Questo perché alcuni mi hanno chiesto se esistevano sistemi o potenzialità per risolvere casi in modo più veloce, e la D'Agida di Salomone è una delle più conosciute a livello di alta magia operativa. È un bel incantamento, bello robusto e forte. Chiaramente noi conosciamo la nostra sacerdotessa Hildegard, che è brevissima a fare queste operazioni di alta magia. Vi ripeto che per casi tosti, quelli piuttosto impegnativi, la D'Agida di Salomone può essere usata anche un mese di fila, proprio per casi estremi. Quindi, detto questo, cari amici, era solo per informarvi di questa possibilità, per chi avesse dei casi veramente impegnativi e non sa a che santo, come si suol dire, a che santo votarsi. Bene, adesso vi saluto, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard del Marietto Veneziano e di venirci a trovare sui gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!